Siamo a Udine, a casa di Walter Colle, nello studio. Walter Colle è antropologo visuale, ricercatore, insegnante, produttore discografico, teatrale, cinematografico. Ma soprattutto, per quello che ci anche riguarda proprio la nostra ricerca, è un profondo conoscitore della tradizione orale. Antropologo visuale, cosa significa? Beh, oggi è una disciplina molto regolamentata, esistono anche delle cattedre. Al tempo, quando ho iniziato a lavorare io facendo ricerca sul campo con mezzi audiovisivi, al tempo metà anni 70 con dei videotape, era una disciplina in via di formazione. In questo caso l'antropologo visuale è colui che fa ricerca sul campo con mezzi audiovisivi, che è una cosa estremamente importante perché oltre a creare il documento hai delle prove testimoniali e delle prove comparative che puoi riuscire a confrontare anche con altri e quindi è un lavoro scientificamente molto più completo rispetto a quello che era la ricerca sul campo prima. Sono tante le cose che sono curioso di chiederti. Partiamo da lontano, da quello che è l'importanza di Aquileia e della musica in Aquileia per quanto riguarda il Friuli. Dunque, Aquileia è importante per il Friuli. Poi noi abbiamo informazioni per quanto riguarda la musica, eh, diciamo necessariamente parziali per i tempi più lontani. Certo è, sappiamo che Aquileia è stata una delle fonti storiche musicali più importanti nell'Alto Medioevo. La storia della musica ci racconta che la chiesa di Aquileia, quella ambrosiana e quella beneventana, rappresentavano tre capitoli estremamente importanti nella tradizione liturgico popolare di quel periodo. Abbiamo sì delle fonti storiche che sono fonti scritte, ma non abbiamo ad esempio delle prove testimoniali come partiture, come testimonianze molto più dirette. Quindi dobbiamo andare per intuizione a ricostruire quel tipo di repertorio, che invece cominciamo ad avere, su cui abbiamo più informazioni dall'anno 1000 in poi, da quando si comincia a notare la musica, a scriverla. Certo è che nel momento in cui si comincia a scrivere la musica, in qualche maniera si codifica, si restringe, si omologa quelle che potevano essere le peculiarità di una musica tramandata fino allora oralmente. La pratica musicale era musicale legata anche e soprattutto alla danza, era una forma esplicitata e trasmessa nella chiesa aquileiese come forma anche di danza estatica, danza di avvicinamento al divino, una prassi che è continuata e che si è mantenuta direi quasi più nella cultura orale che in quella scritta. Quindi la cosa interessante è capire che esistono delle tracce che derivano da rituali e da fonti storiche patriarchine che si possono ancora oggi ritrovare. Si ritrovano, guarda caso, nella cultura tradizionale, che forse è uno dei lati conservativi più probanti rispetto a tutte le trasformazioni che invece istituzionalmente hanno progressivamente cancellato tracce di memoria di antiche radici aquileiesi. Quindi ci sono ancora delle testimonianze orali riguardo alla musica di Aquileia che derivano da là. Certo, ancora oggi, e a me è capitato di poterlo documentare, ho pubblicato materiali legati alle tradizioni maranesi, quelle gradesi, ma anche in Carnia, in Val di Gorto, ad Illeggio, a Rigolato, a Cercivento, ci sono ancora forme di canto liturgico che rimandano direttamente ad una prassi aquileiese sostanzialmente e queste si ritrovano proprio nelle forme più
più tradizionali, più popolari, quelle tipologie di messe che vengono adottate solo in alcune comunità, che vengono tramandate di generazione in generazione. Ci lasciano delle tracce estremamente interessanti per poter individuare quella che poteva essere il mondo musicale di Aquileia. Ma e invece di un'altra figura molto importante per la musica di queste terre, cioè di Mainerio, cosa ci puoi dire? Mainerio, che è questo parmense venuto a Udine, che poi è diventato in breve tempo maestro di cappella della chiesa d'Aquileia, è uno che ha messo in questa sua principale opera, che è il primo libro dei balli, ha messo in nero su bianco quelli che erano i balli in uso al tempo. Nel Cinquecento, che è un secolo straordinario da questo punto di vista, perché è il secolo in cui si diffonde la stampa e quindi per la prima volta possiamo avere informazioni su repertori che fino a quel momento sono giunti a noi solo oralmente. E quei repertori rimandano a tradizioni molto più arcaiche, non sono contemporanei, per cui la Chiarazzole e Marazzole o i tre balli furlani che vengono citati nell'opera di Mainerio sono probabilmente testimonianze musicali che preesistono allo stesso Mainerio, che vengono quindi da una tradizione molto antica. E quindi l'opera di Mainerio è meritoria per moltissimi motivi, ma per quello che riguarda il Friuli e noi, è meritoria perché riesce a fissare in quel momento, in forma scritta, alcune tracce che con ogni probabilità erano molto diffuse a livello tradizionale. Tant'è vero che lui, o che in quel periodo, laddove si andava a notare la parte musicale, spesso si sottolineava il fatto che diventava inutile trascrivere il testo, tanto il testo era noto a tutti. Oggi si cerca di trovare le parole giuste per catalogare bene ogni cosa. E quindi ti faccio questa domanda. La musica popolare, cosa significa per te musica popolare? È un argomento alquanto specioso, nel senso che oggi come oggi gli studi di popular music definiscono molto bene la musica popolare, che è la musica pop, la musica conosciuta, la musica diffusa con i mezzi di comunicazione di massa. Fino a qualche tempo fa la musica popolare invece era la musica legata al popolo, c'era questa grossa divisione fra musica colta, musica classica e musica popolare. Se per musica popolare si riteneva tutta la musica tradizionale, oggi c'è una ulteriore suddivisione di questi generi, in musica pop, quindi popular music, in musica tradizionale o di tradizione orale o folklore, che invece è riferito a alla musica di radici, no? Gli inglesi dicono anche truth music, no? World music per la musica contaminata di tradizione. E allora per quanto riguarda la musica tradizionale, in Friuli, quali sono le aree geografiche più interessanti da questo punto di vista? Ma il Friuli è tendenzialmente, secondo me, tutto molto interessante, perché è una regione di confine, una regione marginale. E secondo le regole del diffusionismo antropologico è ai confini di una cultura che si trovano le tracce più arcaiche, no? E guarda caso in Friuli si trovano i confini delle tre principali culture europee, quella germanica, slava e latina. E in questa zona, in questa microzona, ci sono ancora delle zone ancora più marginali, che sono le zone di confine. Le situazioni più conservative sono sicuramente quelle carniche e quelle delle valli del Natisone. Nei repertori e nelle tradizioni calendariali di questi paesi di montagna, sostanzialmente, ho trovato quelle che possono essere tracce più arcaiche. Al giorno d'oggi esistono ancora possibilità di trovare qualcuno che tramanda la musica tradizionale, le cose tradizionali attraverso la cultura orale? Sì,
Posso fare il caso della Varresia, dove esiste una musica che viene eseguita, appresa solo per forma orale o per imitazione sostanzialmente, e le nuove generazioni di giovani vengono formate proprio nell'osservazione dei più anziani. Ci sono altri piccoli casi sporadici. Nella maggior parte dei casi invece questa tradizione ha avuto una grossa frattura, soprattutto dagli anni 60 in poi, grazie al boom economico e alla diffusione della comunicazione di massa. L'ascolto della radio, della TV, l'ascolto di musiche riprodotte altrove ha cambiato proprio il modo di sentire. E allora ecco che molte di queste tradizioni si sono modificate. Però io credo che sia ineluttabile. Noi non abbiamo una traccia fissa, perenne, da sempre legata alla tradizione. E quindi io nutro la speranza che ci sia ancora una forma di creatività nell'alveo della tradizione per poter trasmettere ancora valori tradizionali, ma anche con linguaggi e con forme nuove. E nella tua produzione discografica hai dato voce a gruppi musicali e a musicisti che in qualche modo volevano rispettare la tradizione, forse, o venivano fuori da un substrato culturale tradizionale, più tradizionale, però allo stesso tempo volevano produrre nuove cose, in qualche modo una nuova musica friulana che era piantata su questo territorio, che aveva radici solide. Qualche nome di questi gruppi? Innanzitutto devo dire che io, come dire, per mia politica culturale ho dato voce a tutti, anche lavori anche molto diversi. Diciamo che dagli anni 90 soprattutto in poi, ma già negli anni 80, ho avuto particolare interesse per quelli che in qualche maniera contaminava elementi di tradizione con strumenti nuovi. E per cui sono usciti gli FLK, Lino Straulino, Gigi Maieron, Loris Vescovo, Giulio Venier e i Fur Club, che sono stata una parte importante proprio del revival del folk, perché hanno lavorato a piene mani proprio nel repertorio tradizionale. Esiste questa compresenza di input che ci fanno capire quanto possa essere ricco questo territorio di informazioni storiche e culturali molto peculiari e anche diverse fra di loro. Ecco, l'importante per me è dare voce, rendere possibile che ci sia una prova testimoniale consultabile anche alle prossime generazioni, quando i generi saranno cambiati, quando le mode saranno diverse, quando strumenti, intelligenze artificiali avranno modificato i panorami della... Intelligenza artificiale friulana. Sì, ma siamo noi tutti, anche i friulani, anche quelli che stanno in cima alla montagna, in qualche maniera siamo collegati al mondo. È utile sapere che però magari abbiamo qualche cosa di specifico da dire, abbiamo un'anima, una storia, Ecco. Questo sì. Forse questo è appunto il senso di questa ricerca che stiamo facendo. Cercare cosa può essere un po' rappresentativo comunque di queste terre, ma non relativo solo al passato, ma che può essere rappresentativo anche per il futuro. Nella tua ampia produzione musicale, quali sono i brani che sceglieresti così per salutarci? È una scelta molto difficile. E se dovessi proprio scegliere farei un piccolo ventaglio di proposte che vanno dalle cose più nuove, dalle ultime esperienze di Giulio Venier, che è musica molto sperimentale con molta elettronica ed esiste solo liquida in rete, a un lavoro di reinvenzione della tradizione, direi proprio quello di Lino Straulino, che ha preso questo luogo comune della villotta come canto tradizionale friulano, ribaltandolo e dimostrando che si possono scrivere ancora nuove villotte, ancora oggi, ma poi anche non lascerei perdere quelle che sono le tracce più antiche della storia della musica in questo territorio. E quindi, non so, penserei ai discanti
di Cividale, quelli riferiti al periodo aquileiese, codici conservati proprio ancora a Cividale, che hanno questi 700-800 anni e che rappresentano una tappa fondamentale anche nella storia della musica in assoluto. E anche l'opera del Mainerio, non so, uno Sciarazzule e Marazzule che abbiamo avuto l'occasione proprio di ristudiare e ripresentare anche con una nuova produzione, che è proprio il trade union fra quella che poteva essere la musica popolare più antica e la musica colta. Di conseguenza, in questa maniera è riuscita, per nostra fortuna, ad arrivare fino a noi, in questa maniera con la musica scritta proprio del primo libro dei balli nel Cinquecento. Forse questa potrebbe essere il mazzetto di proposte che possono racchiudere la pluralità di possibilità, di proposte e di varietà che c'è nel mondo della musica di tradizione e di cultura propriamente friulana. Bene Walter, grazie mille per questa bella chiacchierata. Grazie a voi.